Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, cooperative di lavoro e servizi, ne parliamo con Massimo Stronati. La cooperativa Archivisti Paleografi. ACFVG. Bene la revisione dei prezzi nei contratti per gli appalti pubblici, seguendo i rinnovi contrattuali. Le cooperative culturali del Friuli Venezia Giulia aprono a Roma l'Assemblea Nazionale del Comparto. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa degli archivisti paleografi di Trieste si costituisce nel 1985 per decisione di un gruppo di persone che hanno fatto esperienza presso la Sovrintendenza Archivistica nel riordino degli archivi terremotati del Friuli. Avendo acquisito un certo tipo di manualità, di esperienza, di competenza in questo campo, alcuni di noi hanno deciso di provare a battere questa strada considerando che archivi ce ne sono dappertutto. E quindi è così che è sorta appunto nel 1985 la cooperativa, che si è trasformata poi in piccola cooperativa alla fine degli anni 90. Quindi la motivazione era quella di costituire un gruppo che facesse un lavoro specifico, non come all'epoca succedeva che vi erano cooperative in cui c'era il fotografo, il giardiniere, il restauratore. Noi volevamo garantire agli eventuali utenti un servizio particolare ma specializzato, tanto che per statuto per diventare soci bisognava comunque avere il diploma della scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa agli archivi di Stato. Di base la preparazione poi di tipo culturale degli studi è in genere classico e comunque con facoltà umanistiche, laureati in storia, in lettere, in letteratura straniere e cose del genere. E il nostro compito è quello di riordinare e sistemare gli archivi in modo che qualsiasi utente possa ritrovare quello che sta cercando. Ovviamente gli archivi che abbiamo esaminato sono di specie diversissima. Si parte dagli archivi comunali, ma ci siamo dedicate ad archivi di tipo prettamente storico. Qui anzi coglierei l'occasione per ringraziare la Società Istriana di Archeologia e Storia Patria che ci ha concesso la sua sede e che conserva un patrimonio storico-culturale notevolissimo con documentazione a partire dal Cinquecento e che quindi merita essere ricordato e menzionato. La Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati ha svolto un ottimo lavoro varando nei giorni scorsi la nuova legge delega sugli appalti pubblici. È la dichiarazione di soddisfazione di Luca Fontana, vicepresidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, e di Paolo Felice, vicepresidente di Lega Coop Friuli Venezia Giulia. Una norma di grande importanza poiché, nel caso ad esempio della cooperazione sociale, l'ultimo adeguamento valeva circa il 6% del costo del lavoro. La nuova norma ora stabilisce l'obbligo di inserire nei bandi di gara pubblici un meccanismo di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni oggettive e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta,
compreso il costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi. È stato proprio il Friuli Venezia Giulia ad aprire a Roma l'Assemblea Nazionale delle Cooperative di Cultura, Turismo e Sport di Confcooperative, federazione di un comparto che a livello nazionale associa 1100 cooperative. Serena Mizzan, direttrice dell'immaginario scientifico, il Science Center con sede a Trieste e un'altra sede a Torre di Pordenone, già recentemente rieletta al vertice della federazione regionale del comparto che riunisce 67 cooperative regionali, ha aperto infatti i lavori dell'assemblea svoltasi nel Palazzo della Cooperazione. Per le imprese del Friuli Venezia Giulia un riconoscimento della qualità e del know-how raggiunto, ha sottolineato Mizzan, per la quale il settore della cooperazione di cultura e turismo sta assumendo un ruolo fondamentale come partner delle amministrazioni pubbliche in numerosi progetti di valorizzazione dei beni culturali e di sviluppo turistico, ruolo che gli riconosce lo stesso PNR. La nostra attività si è concentrata forse in maniera più sostanziosa riordinando archivi comunali, perché gli enti locali sono quelli che comunque hanno l'obbligo di conservare in maniera corretta e ordinata il proprio fondo archivistico. Normalmente quando un deposito scoppia o è caduto un soffitto o comunque ci sono problemi di questo genere, il comune si ricorda di avere un archivio e di doverlo sistemare. E quindi in genere ci chiama. Una volta eravamo quasi le uniche in tutta la regione a fare questo mestiere. Oggi come oggi ovviamente c'è un po' di concorrenza, quindi si deve partecipare a gare e se si vince bene. Però gli archivi appunto che noi abbiamo esaminato sono anche di tutt'altro genere. Ricordo per esempio quello di Italo Svevo, ricordo quello del nostro teatro comunale Giuseppe Verdi, del Teatro Stabile, alcuni archivi parrocchiali. In questo momento ci stiamo occupando di archivi di proprietà, diciamo, depositati presso l'IRCI, l'Istituto della Cultura Istriano Dalmata, quindi cose riferite all'esodo. E qui, insomma, spaziamo in tantissimi campi. Da ognuno di questi archivi si trova un qualcosa da imparare, anche in quello che potrebbe essere l'archivio più banale o il lavoro di data entry più sciocco. In realtà si trova sempre un motivo per andare ad approfondire qualche argomento e comunque per arricchire anche la propria cultura personale. Ovviamente in ogni archivio ci sono delle peculiarità. È chiaro che a noi interessa e piace per nostra formazione occuparci di archivi storici, archivi medievali, poter trascrivere, però ovviamente siamo pronte anche a lavorare su archivi ben più recenti. Lasciamo ai giovani quelle che sono le competenze per gli archivi informatici, i protocolli informatici, perché nonostante si cerchi di aggiornarsi, ovviamente è un mondo che per noi è non sconosciuto ma un po' più ostico. Abbiamo scelto la forma cooperativa per iniziare questa nostra esperienza perché ci è sembrata la più valida, considerando che era un po' come riunire delle professioniste e quindi metterci tutte quante alla stessa stregua. Non esiste, sì, esiste la figura del presidente, ma non ha assolutamente nulla da un punto di vista lavorativo rispetto alle altre in più. Oltretutto, essendo un gruppo di donne, molte anche con figli, quindi con una famiglia alle spalle, questa formula ci ha concesso e ci ha permesso di adeguare gli orari di lavoro, gli spostamenti, eccetera, alle esigenze un po' di tutte, e questo è stato sicuramente un grandissimo vantaggio. Da un punto di vista finanziario l'archivista sicuramente non si arricchisce, però tutto ciò ci ha permesso appunto di coordinarci e di riuscire a fare il lavoro di mamma, di moglie e anche un lavoro professionale che sicuramente ci ha dato tante soddisfazioni.
Salve a tutti, la cooperazione di lavoro e servizi rappresenta un universo molto complesso e articolato, un universo che in questi anni comunque ha visto crescere i propri fatturati e le proprie performance, quindi grandi opportunità anche per i nuovi mercati. Facciamo il punto di questa situazione col presidente nazionale Massimo Stronati, che si occupa proprio di Confcooperative, lavoro e servizi. Presidente Stronati, quali sono i numeri del comparto lavoro e servizi di Confcooperative nazionale? Perché parliamo di un comparto di aziende molto ampio. La nostra federazione conta circa 5.000 cooperative. Siamo in tutti i settori della produzione del lavoro e servizi, ovviamente, dalle costruzioni al facility management, alla ristorazione, l'ambiente, i trasporti, trasporto pubblico, locale, quindi trasporto persone, trasporto merci. Poi abbiamo tutto quello che riguarda il comparto della vigilanza, molto importante anche in questi periodi. E ecco, sono tutti ormai dei settori ai quali si aggiungono quello dell'innovazione. Noi abbiamo anche molte cooperative che fanno digitalizzazione e innovazione. Questi sono i numeri. Oggi iniziamo proprio da qui, dal Friuli, il ciclo delle nostre assemblee territoriali per arrivare a luglio all'Assemblea nazionale. Quindi ci sono i rinnovi degli organi a partire dalle regioni poi fino al nazionale. Volendo entrare più nello specifico, quali sono i tratti più caratteristici di queste imprese, come hanno affrontato l'adattamento al mercato in profondo cambiamento? Ci sono delle situazioni in crescita, delle situazioni da monitorare. Diciamo che rispetto all'andamento delle cooperative, le grandi cooperative e le medie stanno vivendo un periodo buono, e dove noi lo vediamo dall'osservatorio del Fondo Sviluppo, cioè dall'osservatorio dove le cooperative versano il loro 3% degli utili. Nel 2021, quindi bilanci 2020, piena pandemia, le cooperative del nostro settore sono state quelle tra le più remunerative, quindi quelle che hanno diciamo, fatto risultati migliori. Quali? Le più grandi? Anche le medie. E poi invece abbiamo qualche carenza invece più strutturale su quelle che riguardano praticamente la dimensione delle piccole e delle medio-piccole. E poi ecco, è gravato il Covid e questo è un momento molto particolare. Diciamo che i settori, quelli che ad oggi vanno bene, sono le costruzioni e il facility management. Anche un po' la ristorazione si è ripresa rispetto al Covid. Le costruzioni però hanno il grande problema che non hanno manodopera, non si trovano persone, e questo lo abbiamo anche nel trasporto. È un grande problema relativamente agli autisti, proprio non si trovano gli autisti, bisogna fare dei programmi di formazione e non è semplice. Dicevo nelle costruzioni perché con il 110%, con lo sblocco di alcuni cantieri, queste nostre imprese non hanno i lavoratori, e questo è un problema grande. Lei ha già parlato delle criticità di questi comparti, Presidente, ma le opportunità dei nuovi mercati, le nuove possibilità per queste aziende, quali sono? Qualche spiraglio si può vedere dal mercato. Noi puntiamo molto sul public procurement e siamo convinti che in questo momento delle gare si stanno sbloccando. Come dicevo prima, ci sono tanti lavori con il PNRR, ma il PNRR sblocca magari e fa partire i lavori nelle costruzioni, come dicevo prima, ma anche in qualche altro settore. Dove c'è una possibilità che stiamo individuando, che è il project financing dei servizi. Questa è una novità. Quindi con la convenzioni fare dei servizi e poi anche investire per fare i servizi, poi la pubblica amministrazione paga i canoni, e questo può dare la possibilità a tante cooperative piccole che non riescono con il mercato attuale a qualificarsi. Invece magari con dei contratti di rete o con dei consorzi potrebbero proporre il loro project financing dei servizi per le scuole, per le palestre, questi a livello territoriale, e quindi arrivare poi a gestirli. E questo secondo noi è un spiraglio, è una novità, ecco, che è tra la normativa e il mercato. Fine della prima parte.
Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. L'MTL, Messaggeria, Trasporti e Logistica, è una realtà nata nel giugno del 2016. Ci occupiamo, come dice il nome, sempre di trasporti e logistica, ma anche di pulizie. E siamo presenti sul mercato in maniera abbastanza elevata, sia con autisti che con i ragazzi della logistica. Siamo presenti sia nel territorio nostro che in altre province, ci spingiamo in tutto il nord-est più o meno. Il nostro personale, i nostri soci, perché sono soci, variano dai 18 ai 50 anni, 60 anni, accettiamo tutti, basta che si abbia voglia di lavorare. Come dicevo, siamo molto forti nella logistica e questo è dato dal fatto che con questa pandemia si sono moltiplicate, direi, le consegne fatte su ordini via internet, insomma. I nostri clienti sono più o meno tutti corrieri nazionali e internazionali. Il nostro servizio è dare il mezzo, l'autista già formato, è una professionalità che ci fa sicuramente essere al massimo sul mercato, insomma. La cosa che ci preme di più in questo campo è la sicurezza. Noi formiamo i nostri soci dall'A alla Z, dalle protezioni individuali, la sicurezza del mezzo, il controllo del mezzo. E su questo non risparmiamo assolutamente, però è un nostro punto di forza che i nostri clienti sicuramente apprezzano molto. Innovazione. Per raccontare questa parola ci affidiamo all'economista Luigino Bruni, che nel 2015 in un articolo pubblicato su Avvenire scrive così: innovazione è una parola della botanica, la si usa per i germogli e per i nuovi rami. Le innovazioni hanno quindi bisogno di radici, di terreno buono e di una pianta viva. Sono vita che fiorisce, generatività in atto, richiedono il lavoro e la pazienza del contadino e del giardiniere. In questi tempi, nella nostra epoca, si parla soprattutto di innovazione tecnologica, innovazione scientifica e tecnica. E qui mi piace recuperare il pensiero del filosofo Emanuele Severino, che dice così: siamo già passati da una gestione politica dei processi politici a una gestione tecnico-scientifica di questi processi. Il filosofo Severino auspica la crescita, lo sviluppo di una grande politica che metta insieme, che faccia condividere la scienza, la tecnica con la MTL lavora in tutto il settore del Triveneto, nel settore della logistica e trasporti principalmente, il cui fatturato copre circa il 90%, il resto del 10% è lavoro nel settore facility, quindi pulizie e sanificazione, soprattutto in questo periodo sono molto richieste. Nel settore trasporti abbiamo due divisioni, una divisione logistica che segue il outsourcing e la gestione di magazzini, gestione magazzini presso i clienti, che vuol dire sia la movimentazione manuale del pacco che con tutti i lavori adesso correlati come rilevamento dei volumi, controllo qualità, la rivelazione di danni. Non solo, c'è anche un discorso di trasporto
che per noi è molto importante, sia per il settore fresco, sia per il settore secco. I nostri mezzi lavorano in tutto il settore del Friuli Venezia Giulia, ci fermiamo più o meno fino a Treviso per quanto riguarda la distribuzione, quindi riusciamo a offrire al cliente un'ampia gamma di servizi in tutto il trasporto. Abbiamo la possibilità di gestire anche pratiche, quindi tutto l'aspetto documentale del trasporto, quindi possiamo dare veramente a tutto tondo la possibilità a un cliente, anche a un privato, di poter affidarsi a noi per quanto riguarda la gestione del trasporto. In questo periodo del Covid è stato molto importante il settore della logistica, ha visto dei cambiamenti importanti, soprattutto nell'ultimo miglio dove stiamo lavorando noi, dove si sta affacciando anche la possibilità concreta di riuscire a lavorare con l'utente finale. Quindi, come stanno facendo le grandi società come Amazon, eBay e quant'altro, c'è una maggiore richiesta direttamente dall'utente finale di avere direttamente a casa propria i prodotti che diversamente sarebbe andato a comprare nei negozi della grande distribuzione piuttosto che piccoli rivenditori. Le cooperative, pur rispettando tutti i contratti nazionali del lavoro, a quali sono vincolate già dal 2006, riescono ad avere però un rapporto diverso con il dipendente tramite il rapporto associativo e quindi facendolo sentire parte di un'azienda. Non c'è più quindi un rapporto di tipo verticale dove c'è un datore di lavoro nel quale deve dare degli ordini e il dipendente li esegue. Ma i dipendenti, partecipando alla vita sociale, riescono ad avere un rapporto più trasversale. Io stesso, oggi mi vedete in giacca e cravatta, ma mi capita spesso di dover lavorare a fianco dei miei ragazzi. Questo è un po' quello che vuol dire lavorare in cooperativa. Noi lavoriamo in un settore dove altre piattaforme invece hanno in questo momento una politica più aggressiva, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti della clientela. Hanno risorse sicuramente maggiori rispetto a noi che invece ci dobbiamo confrontare con un tessuto sociale limitato, non siamo grandi aziende multinazionali, ma comunque cerchiamo di competere in questo settore con delle società veramente strutturate a livello internazionale.